Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, siamo in diretta, oggi è il 5 gennaio 2025 e siamo qui perché ancora una volta la tradizione del Panevin si ripete e si ripete anche sulle frequenze della Tenda TV. Un appuntamento immancabile, la Tenda TV ha compiuto qualche settimana fa 17 anni e per 17 edizioni noi vi abbiamo sempre proposto il Panevin, questa tradizione appunto del nostro territorio che va a ripetersi anno dopo anno e, se vogliamo, magari in certi casi si trasforma, ma continua ad affascinare grandi e piccini. Lo ricorderete, anni fa vi trasmettavamo il Panevin, diciamo, serale, quello in un orario un po' più avanzato nel corso della serata. Dall'anno scorso vi trasmettiamo questo Panevin, che è uno dei primi Panevin che vengono accesi appunto nella Marca trevigiana, e questo ha la caratteristica di essere il Panevin dei bambini, perché saranno proprio i bambini i veri protagonisti, saranno loro che accenderanno con le fiaccole appunto il Panevin, la catasta di legna che adesso la nostra regia comunque vi farà vedere. Adesso è avvolta dalla penombra, ma poi la luce che appunto scaturirà dalle fiamme andrà ad illuminare anche tutti i tanti partecipanti che sono già qui assiepati attorno alle transenne. Dicevo, i bambini saranno i protagonisti perché andranno ad accendere il Panevin, ma poi ci sarà il momento dell'arrivo della Befana e quindi un ulteriore momento che li vedrà protagonisti. Sono già qui, stanno, lo dicevo, assiepando le transenne insieme alle loro famiglie. Mancano pochi minuti, io vi ricordo che potete, come ormai da tradizione, inviarci i vostri messaggi SMS o WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione 348 21 11 373. Potete salutarci, sappiamo che per tanti che non possono essere fisicamente qui con noi questa sera, la nostra diretta è un ponte con la città di Vittorio Veneto, con la città natale in alcuni casi, e quindi potete mandarci i vostri saluti e noi li leggeremo appunto in diretta. Come di consueto, prima dell'accensione andiamo a proporvi una clip che anno dopo anno si ripete e vi racconta la storia dei Panevin, una tradizione che si perde nella notte dei tempi. La tradizione del Panevin fonda le sue radici nel lontano periodo celtico, circa il V secolo a.C., presso l'antico popolo dei Veneti. Questo falò serviva per evocare il ritorno del sole sulla terra, cioè l'allungarsi delle giornate che inizia dal solstizio d'inverno. Il fuoco serviva per celebrare questo giorno che con il calendario giuliano coincideva con il 25 dicembre. Nel Medioevo, con l'evangelizzazione delle campagne venete, il Panevin perse le sue origini pagane, assumendo una connotazione cristiana. Il falò venne spostato al giorno dell'Epifania, per ricordare i re magi che portarono i doni a Gesù bambino. Secondo la leggenda, i falò della campagna veneta furono loro utili per trovare la via di Betlemme, essendosi persi. Al loro ritorno, racconta sempre la leggenda, non vedendo nessuna luce nella campagna, si persero nuovamente nella pianura padana. Nella notte del 5 gennaio, nel Medioevo come anche oggi, l'occasione del falò forniva al popolo un momento di unione e ritrovo con tutta la comunità cittadina davanti a un buon bicchiere di vin brûlé e un pezzo di pinza. Una delle principali tradizioni legate al Panevin è quella di osservare in quale direzione va il fumo. In base a questa, i contadini trevigiani predicevano se il raccolto dell'annata sarebbe stato buono o cattivo. Questo momento è detto dei pronosteghi e funziona all'incirca secondo quanto recita un detto popolare come il seguente: fuische a mattina, ciol sul sac e va a farina. Cioè, se la direzione presa dal fumo e dalle faville è il nord o l'est, prendi il sacco e vai ad elemosinare.
mentre se le fuische le va a sera, poenta pien caliera. Se la direzione è ovest o sud, il raccolto sarà buono, quindi la pentola sarà piena di polenta. Ancora oggi la fiamma del panevin simboleggia la speranza e la forza di bruciare il vecchio. Non a caso si è soliti bruciare la vecchia o vecia posta sopra la pira di legno ed avere nuovi auspici per l'anno nuovo. E li state vedendo, siamo tornati in diretta, state vedendo i bambini, i ragazzini protagonisti, appunto, come vi dicevo, del panevin dei bambini. Mancano pochi istanti all'accensione del panevin, queste immagini che per il momento vi arrivano così un po' in penombra. Tra poco così saranno illuminate dalle fiamme del panevin. Attimi di attesa, abbiamo ripercorso la storia del panevin e è giusto ricordare che questo panevin viene organizzato dalle mamme di Ceneda, un gruppo informale di genitori, di mamme appunto del quartiere che hanno deciso di così intraprendere un percorso qualche anno fa per animare, intanto vediamo appunto l'entusiasmo dei bambini, per animare il quartiere. Quindi nel corso dell'anno tanti sono i momenti di aggregazione che vengono organizzati dal gruppo informale Le Mamme di Ceneda, che organizza il panevin in collaborazione con l'associazione MAI e con IM, e ovviamente l'iniziativa vede il patrocinio del comune di Vittorio Veneto. Ancora qualche istante di attesa. Qualche istante di attesa con i saluti alle nostre telecamere da parte, appunto, come dicevamo, dei presenti che stanno assiepando molto numerosi le transenne e stanno per cominciare le operazioni di accensione. Gli ultimi stanno arrivando qui, vediamo un flusso di persone che sta continuando ad arrivare qui all'area Rossi, a Ceneda di Vittorio Veneto. E qui vediamo le fasi di accensione con queste fiaccole. Come dicevamo prima, un appuntamento tradizionale, quello del panevin, che vuole l'accensione di una catasta di legna per ovviamente propiziare l'arrivo del nuovo anno. Ancora qualche istante di attesa. Vediamo anche ovviamente i presenti con i cellulari pronti ad immortalare il momento dell'accensione, e poi come vi dicevo prima ci sarà l'arrivo della Befana proprio qui nei pressi del panevin.
Intanto ci stanno già arrivando i primi messaggi, ma ovviamente diamo spazio per il momento alle immagini dell'accensione. Come vi dicevo, sono le 18 e questo è uno dei panevin, uno dei primi panevin che vengono accesi nella Marca Trevigiana in questo 5 di gennaio 2025. Immancabile la veccia che sovrasta il panevin, che verrà bruciata tra pochi istanti. Adesso rimaniamo sempre con queste immagini perché, come vi annunciavo pochi istanti fa, ci saranno i piccoli protagonisti che andranno ad accendere il panevin posizionando le fiaccole alla base. Inizia a levarsi un applauso. Ora vedremo le fiamme tra quanto inizieranno ad ardere in questo panevin dei bambini. Ed ora vediamo che i bambini si allontanano dal panevin e iniziano le prime lingue di fuoco ad alzarsi verso la veccia. Ed ora continuano gli istanti di attesa. Chiudi l'audio. Ancora qualche istante di attesa. Vedete che le lingue di fuoco iniziano a stagliarsi, ma ancora è ancora presto, diciamo, e quindi infatti anche il pubblico è in costante attesa di vedere le lingue di fuoco alzarsi e stagliarsi in maniera più decisa verso il cielo. E lì alla sommità della catasta di legna vedete la veccia, la Befana, che per il momento gode ancora di buona salute. Vedremo tra qualche minuto come andrà. Ecco, inizia anche il fumo. E come dicevamo prima, tantissimi sono venuti a vedere il panevin e in questo momento ci stanno anche salutando, stanno salutando gli obiettivi delle nostre telecamere, illuminati da questa luce particolare, la luce delle fiamme del panevin. Ecco qua
potete vedere e sentire anche l'entusiasmo dei nostri piccoli amici, e torniamo sulle fiamme del Panevin, perché le fiamme iniziano a lambire, iniziano a lambire la veccia, e quindi rimaniamo pure con questa immagine, perché tra qualche istante molto probabilmente vedremo ardere i vestiti della veccia. E come preannunciato, lo state vedendo, la veccia sta prendendo fuoco, avvolta dalle lingue di fuoco. E in questo momento c'è stato anche proprio un dissolvimento, potremmo dire, della veccia. Torniamo pure sull'inquadratura larga, chiedo alla regia. Eccoci, riprendiamo la cronaca, qualche istante di esitazione perché, come testimoniano anche le nostre immagini, ecco, ora le lingue di fuoco sono significative e anche il calore inizia ad essere abbastanza pronunciato.
E riprendiamo ancora una volta la cronaca, le immagini vi giungono in diretta da Ceneda di Vittorio Veneto, il Panevin dei bambini. State vedendo tanti, infatti sono i bambini, vedete, più grandi, più piccoli, che stanno prendendo parte a questo rito collettivo. Tra poco farà il suo ingresso anche la Befana, proprio qui. Ecco, intanto ci salutano in tanti e in tante ci salutano. E come dicevo, tra poco farà il suo ingresso qui la Befana, ma in questo momento il calore della catasta di legna, il calore del Panevin è piuttosto significativo e quindi i partecipanti hanno distanziato parecchio le transenne, nonostante ci sia comunque qualche temerario che continua ad essere un po' più vicino. Continuiamo a proporvi le immagini e i volti dei partecipanti. E ovviamente sin da ora il ringraziamento va a tutti coloro i quali permettono la buona riuscita di questa iniziativa. Lo dicevamo prima, le mamme di Ceneda, insieme all'associazione MAI, insieme ad AIEM, con il patrocinio del comune di Vittorio Veneto. E intanto continuiamo, salutiamo gli amici che sono venuti a trovarci. Andiamo vicino al buonasera. Avvicinatevi. Non capisco perché siate qui. Cosa ci fate qui? Avvicinatevi! Non vi vedo, i miei poveri occhi sono vecchi e malati. Ah, adesso vi vedo. Buonasera a tutti. E quindi cosa state facendo tutti qui intorno a questo fuoco, Vi scaldate? Cosa fate? Raccontatemi cosa fate intorno a questo fuoco. Vi scaldate e aspettate qualcosa? E cosa aspettate? La Befana. Ah, ma anch'io voglio i dolcetti. E dove sono i dolcetti? Ah, e quando arriva questa Befana? Tu chi? Ma adesso come fa a portarci i dolcetti allora se è bruciata, Ma come sono io? Buonasera a tutti, anche voi siete qui ad aspettare la Befana? Ah sì? Ma mi hanno detto che l'hanno bruciata la Befana. E quindi adesso come facciamo a prendere i dolcetti? Come facciamo a prendere i dolcetti se la Befana è tutta bruciata, E adesso come facciamo? Perché l'avete bruciata? Come fa a portarci i
dolcetti, questa befana bruciata, È molto interessante. E quindi cosa state aspettando qui? Cosa state aspettando qui? Dimmi. Me. Chi è che stava aspettando me? Oh, ma io non sapevo di essere aspettata da voi. E perché mi stavate aspettando? Ma io qui non ho i dolcetti. Ma e quindi voi pensate che io sia la befana? E come fate a dire che io sono la befana, È vero, ho una scopa. Quindi voi dite che la befana ha la scopa? Sono identica a chi? Alla befana. Allora io ho una scopa e quindi sarei la befana. E quando arriva la befana, Quando arriva? Di notte? E quindi possiamo dire che la befana viene di notte, è vero. E poi con la scopa, giusto? Ah sì, non l'avete notato, ho le scarpe un po' rotte, è vero, ho le scarpe un po' rotte. E quindi la befana con le scarpe? Sì. Il vestito? Da befana, è vero. E poi? Viva la befana, quella? Io? Grazie, allora viva me! L'ho perso nel viaggio, mi dispiace. Allora, ripetiamo. La befana con le scarpe tutte rotte, il vestito da befana, viva! E di nuovo, dai! La befana con le scarpe tutte rotte, il vestito da befana, viva! E allora mi sa che vi siete proprio meritati un saluto! Ciao! Come no? Ma mi sa che me li sono proprio dimenticati quest'anno, questi dolcetti che voi volete, ma è lontana casa mia, non posso... Sapete però cosa posso fare? Io dovete sapere che ho degli aiutanti. Li chiamiamo tutti insieme? Allora, al mio 3 li chiamiamo. 1, 2, 3. Aiutanti! Dove sono? Non hanno sentito perché anche loro sono un po' vecchietti come me. Di nuovo. 1, 2, 3. Aiutanti! Eccolo qua! Un applauso ai miei aiutanti! Eccoli qua i dolcetti! Oh, io me li ero proprio dimenticati, meno male, ci sono loro! Oh, bravi aiutanti della befana, bravi! Eccoli qua! Allora adesso li vediamo noi, va bene? Anche perché voglio proprio guardarvi in faccia. Ciao! Ecco qua! Abbiamo degli ottimi dolcetti fatti dalla befana, cioè da me, va bene? Certo, abbiamo i dolcetti per tutti i fratellini. Prego, una manina qui, ecco qui, prego. E qui c'è un'altra manina da riempire, prego. Qui abbiamo un po' di manine da riempire, ecco qui. Ciao, buonasera. Qui abbiamo un po' di manine, alte, basse. Ciao, vuoi un po' di caramelle?
Sei stato bravo? Sì? E allora ecco le tue caramelle. Prego. Ecco qua. Ecco qua. Un dolcetto. Siete in 2, allora. Io non so contare fino a 2, mi aiuti? Allora, 8. Giusto? 8. E poi c'è, dopo l'8 c'è il 2. C'è il 2, giusto? Ah, ok. Meno male ce l'ho fatta. A te quante ne vuoi? Una sola, che brava. Hai 2 fratelli, però. A te 2. Allora, anche a te, devo chiederti di aiutarmi. Ok. Allora, proviamo a contare insieme fino a 2. Come si conta fino a 2? Ah, così veloce, così semplice. Ma voi ne avete già i dolcetti, come avete fatto? Lui ce l'ha. Allora siamo a posto, tu no, eccolo qua. Ma qui quanti dolcetti servono qui? Troppe mani ci sono, Allora abbiamo un dolcetto qui. Hai un altro fratello? Ah, ma l'ho già preso tuo fratello, me lo ricordo. Ecco qui. Eccoci qua, riempiamo le manine. Ecco, una manina da riempire. Dopo arrivo per il fondo, oh, che mano bella, ma come sei cresciuta da quest'anno, Sei cresciuta tanto. Ecco qua, dolcetti che ti fanno crescere ancora di più. Qua una manona. Vediamo. Oh, una mano grande. Ah, io voglio le manine piccole. Eccole qua. Un altro. Oh, ma che alta questa sorella. Che alta. Prego. Eccoci qua. Voi avete già i dolcettini. Io cerco manine vuote. Ecco qua una manina vuota. Ciao. Vediamo. Cosa vorresti tu? Un bacino? Non vuoi un bacino dalla Befana? Vuoi darmi un bacino? E cosa vuoi? Le caramelle. Ah, è vero, le caramelle. Me lo dimentico sempre. Se non ci fossero i miei aiutanti. O vuoi un bacino? No, le caramelle. Ecco qua le caramelle. Aspetta che mi abbasso. La mia povera schiena. Queste caramelle? Mi vuoi dare anche un bacino? No. Ok, no, non ti preoccupare, eccole qua. Ciao, mi sono abbassata e ho trovato delle altre manine qui, Ecco qua. Vuoi delle caramelle? Ciao, Spider-Man. L'ho trovato, sai, mentre volavo con la scopa. Ho trovato una volta Spider-Man che andava da un palazzo all'altro, sai? Sì, l'ho trovato. Io ero con la mia scopa e lui con le ragnatele si arrampicava di qua e di là. È simpatico. L'hai conosciuto anche tu, che hai il suo cappellino? Sì? Ti sta simpatico anche a te, Tu vuoi una caramella o vuoi darmi un bacino? Sono una caramella, vero? Sì, va bene. Ecco, ciao. Devo fare le ciao. Non le ho viste. Grazie. Ciao. Questa manina è da riempire con delle caramelle, forse? Ecco qui. Ciao. Devo rifornirmi di caramelle. Ciao. Cambiami radio. Ciao. Hai già le caramelle, Forse sei venuto per darmi un bacino? Dammi un bacio? La prima bambina che mi dà un bacino! Grazie! Ciao!
grazie. Sono delle caramelle, ti piacciono? Le vuoi? Eccole qua, allora. Ciao! Vuoi le caramelle? No! Sì? Sei sicuro? Mi sembra che curioso. Vuoi le caramelle? No, ecco. Prego. Cosa, la scopa? Oh sì, certo, grazie, aiutate. Oh, ma chi c'è? Ciao. E cosa vogliamo? Forse vuoi darmi un bacino? Oh, la seconda, ma nessuno mi vuole mai dare i bacini, sai? Grazie, poi anche le caramelle, allora. Te le sei proprio meritate. Grazie per il bacino. Ciao. Ciao. Da un bacino. Dammi un bacino, vuoi solo le caramelle? Le caramelle, va bene. Ciao. Oh, grazie. Allora, ecco qui le caramelle per te. Prego. Ciao. Buonasera. Le caramelle. E chi ha avuto le caramelle qui? E chi? Ma dobbiamo protestare. Chi ha avuto le caramelle? Ma non è possibile. Adesso... aspetta. Forse sono stai qua? Qui arrivo con le caramelle. Ciao. Grazie, bei complimenti. Vuoi una caramella? Eccola qui. Prego. Sono riuscita a trovarle, hai visto? Ci volevano delle caramelle, invece le ho trovate. Grazie a te. Ciao, buonasera. Ciao. Come state? Bene, grazie. Un po' di mal di schiena, guardate qua che gobba. Fa male, Fa male questa gobba. Volete? Oh, ma che gentile, grazie. Mi piacciono le caramelle. Vuoi darmi un bacino, forse? Ah, quello no, va bene, ma va bene lo stesso, il saluto mi piace. Ciao, e tu? Ah, grazie, sei molto gentile. Allora, come state? Tutto bene? Bene, sono contenta. Queste caramelle allora le teniamo noi. Ciao. Per l'anno nuovo, sia lungo l'anno. Ciao. Aspetta che mi abbasso della mia schiena. Ciao. Piacere, Befana. Ciao, Francesco. Ti faccio paura? No, non piango se faccio paura, Sono buona, sai? Sembra un po' così tutta imbrunata. Guarda, hai anche le caramelle, Ciao! Eccoci! Vediamo anche c'è. Oh, giovine! Mi porti un po' lei! Mi aiuti! Ah, che fatica! Questa gomma fa male, sa? La vecchiaia! Ah, poi quest'anno abbiamo fatto un sacco di lavoro per fabbricare tutte queste caramelle. Forse dobbiamo andare... Dove dobbiamo andare con questa cagnola, Andiamo di qua. Attenzione. Su io, allora di qua. Eccoci qua. Oh, la ringrazio. Oh, buonasera. Qui è un po' basso. Facciamo così. Voi me lo alzate? Così io passo anche con la gomma, perché la gomma poi... Oh, grazie. Oh, che gentile, grazie. Tieni, ti do questo per ringraziarti. Prego. Grazie, buonasera. Ciao. Ti faccio paura, no, vero? Io sono Befana. E tu? Teresa, ciao Teresa.
sorpresa, io sono Befana. Ciao. Ciao. Ciao, vuoi presentare? Io sono Befana. Ciao Greta, ciao. Vuoi fare Devi dirmi qualcosa? Dimmi. Sì. Sì. Dai, no, dove abiti? Sì, a Cordignano l'ho segnato. Sì, guarda che con questa è velocissima. È che io devo tenerla, sai, perché questa se no parte, se devo tenerla forte questa, se no poi parte e va e pare inizia il giro, ma ancora è presto, ancora un po' di tempo. Ciao, ci vediamo dai nonni, Ciao. Rieccoci in onda, abbiamo visto l'arrivo della Befana, l'abbiamo anche sentita dialogare con
i piccoli partecipanti al Pane Vin dei bambini. Adesso ho il piacere di avere qui Laura Ceccarini, l'assessore alla città inclusiva e solidale del comune di Vittorio Veneto. Ovviamente anche l'amministrazione, oltre a concedere il patrocinio, non poteva mancare a un'iniziativa che coinvolge tra l'altro un numero molto elevato di cittadini, grandi e piccoli. Grandi e piccoli, è veramente una gioia partecipare a questi eventi della tradizione, della nostra tradizione, che vengono mantenuti dalle associazioni del territorio. Veramente un plauso a tutte queste persone che si dedicano con passione, perché si vede la passione dietro questi eventi, la gioia che c'è, ecco, per mantenere vive le nostre tradizioni. Questo è il primo della giornata, cosiddetto Pane Vin dei bambini, iniziato alle 18 con grandissima partecipazione anche da fuori Vittorio Veneto. Io ho visto che chiama tante persone, e poi continueranno nel corso della serata in tutte le frazioni di Vittorio Veneto dove sono stati organizzati, ecco. Quindi è bello, è veramente bello. Io ho guardato le fuische e secondo me sono andate dalla parte giusta, quindi sono andate verso sera. Infatti io volevo chiedere, perché siccome sono stati momenti concitati, non ci siamo concentrati sull'andamento. Allora sappiamo, verso sera poenta pien cavaliera, verso mattina c'ho il sul sac e va a farina, quindi il detto ce lo ricordiamo. Allora siamo sicuri che fossero dirette verso sera, oppure è, diciamo, lei dal punto di vista dell'amministrazione la sta un po' pilotando queste fuische? No, allora inizialmente andavano verso nord e quindi c'è stata la fuga delle persone e poi si sono spostate verso ovest, quindi secondo me almeno verso ovest erano, e noi ce lo auguriamo con tutto il cuore che sia un anno positivo, ricco di soddisfazioni per la nostra città, per i nostri cittadini, ma per tutto il mondo, perché c'è tanto bisogno, insomma, di bene, di cose positive, di pace. Quindi ecco, speriamo di aver bruciato l'anno nuovo e che comunque l'anno vecchio? Chiedo scusa, l'anno vecchio e di accogliere a braccia aperte l'anno nuovo, che sia migliore o comunque buono, insomma. Certamente, è bello vedere veramente una partecipazione di tantissimi bambini, perché è vero che è il Pane Vin dei bambini, però poi insomma abbiamo visto veramente una distesa, una folla di bambini. Questo fa ben sperare, anche perché è bello portare avanti queste tradizioni. Sarebbe un peccato che, appunto, lo sappiamo, negli anni scorsi ogni tanto si dice però l'inquinamento, questo, quell'altro, cercando insomma di rimanere all'interno dei limiti, come questo che non ha dimensioni insomma gigantesche, però portare avanti una tradizione, si tramandano le vecchie cose dei nostri nonni. Io penso che con un po' di buon senso, insomma, limitando il numero, che non sia, oppure anche raggruppando le persone, no, che poi fa festa, dei Pane Vin organizzati e fatti così bene, perché per esempio questo organizzato dalle Mamme di Ceneda e da IM, che insieme insomma hanno organizzato questo evento, era fatto benissimo. È bruciato bene, ha tenuto, non è crollato, ha bruciato in maniera veramente... Ci ha scaldato al punto giusto. Ci ha rosolati al punto giusto, quindi sì, se le cose sono fatte bene si possono mantenere e si devono mantenere, quindi no, manteniamo. Assessore, io la ringrazio, so che c'erano anche altri membri dell'amministrazione qui in giro, salutiamo anche la sindaca Mirella Bagliana, che so... a quelli serali. Esatto, quindi magari avremo modo di vederla in altri Pane Vin. Grazie Assessore per essere stata qui con noi. Le chiedo di fare gli auguri di buon anno ai nostri telespettatori, ai telespettatori della Tenda TV. Davvero ottima occasione, attraverso la Tenda TV, di raggiungere i nostri cittadini, le nostre cittadine. Buon anno, davvero buon anno di cuore da parte di tutta l'amministrazione. Noi continueremo a mettercela tutta, a lavorare al meglio per tutti quanti. Buon anno a tutti. Grazie Assessore, ringrazio l'assessore Laura Ceccarini che è stata qui con noi. Continuiamo con le immagini del fuoco, perché ovviamente è il fuoco il grande protagonista della serata, di questa nostra diretta, che ovviamente tra un po' andrà a giungere al termine, ma intanto io vado anche a salutare e ringraziare coloro i quali hanno deciso di scriverci un messaggio e quindi si sono resi partecipi e protagonisti anch'essi della nostra diretta, e quindi saluti e abbracci a Benedetta, Carmen e Nicole, e poi ancora ciao a nonna Maria Teresa e nonna Ivana,
e ci dicono El Pa e soprattutto Vin. Infatti c'è anche lo stand delle mamme di Ceneda qui vicino, che ovviamente ha anche il brulè, oltre al tè caldo, non poteva mancare. Ancora il nostro amico Francesco da Corbanese, bella diretta, complimenti a tutti, un saluto a Federico da Francesco appunto di Corbanese. E ancora poi abbiamo anche degli SMS. Buon Panevin, ci dicono, senza firmarsi, e poi andremo a vedere anche sui social di carpire qualche altro messaggio. Continuiamo con le immagini sulla catasta di Legna. E ovviamente ce lo diceva anche pochi istanti fa l'assessore Ceccarini, è bello vedere veramente una partecipazione molto significativa qui in quel di Ceneda, in quello che è stato il primo dei Panevin del territorio. E ancora salutiamo Marilena, salutiamo Mary che appunto ci ribadisce che è importante tenere viva la tradizione. Massimo appunto chiedeva lumi sull'andamento del fumo e quindi, come abbiamo detto, poenta Piencaliera, quindi il fumo dovrebbe andare verso sera. Questi alcuni dei messaggi che ci sono arrivati all'interno delle nostre dirette social. Lasciamo spazio ancora ad un po' di musica e ci ritroviamo tra poco.
E siamo di nuovo in diretta, ultimi minuti di trasmissione sempre qui da Ceneda di Vittorio Veneto con il Panevin 2025. Della serie a volte ritornano, ma aspetta un attimo Roberto, perché ci arrivano gli ultimi messaggi e quindi complimenti. Abbiamo visto in diretta il Panevin di Ceneda, grazie e buon anno da Maria Giovanna, e ancora ci chiedono se si possono vedere altri Panevin. Noi questa sera riproporremo la replica di questo Panevin ovviamente sul nostro canale della Tenda TV, e ancora saluti e abbracci da tante altre persone che non abbiamo il tempo di citare. Caro lei della serie a volte ritornano. Buonasera, buonasera, buon anno. Buon anno a lei. Siamo qui con Roberto Biz che qualche anno fa, per diversi anni, ha co-condotto con me il Panevin di Vinera, quando eravamo in diretta da Vinera, ti ricordi? Esatto, sì, è una lunga esperienza in cui dovevamo sempre posizionarci, ma anche stasera hai fatto l'effetto spazzacamino tu, Hai rischiato. Anche stasera abbiamo rischiato, perché nel momento in cui si posiziona la regia sembra sempre di essere abbastanza lontani, ma non si è mai abbastanza lontani. Sì, effettivamente c'è quel momento di fiammata in cui da dietro le quinte ti ho osservato e ho detto quest'anno non è capitato a me di sicuro. Allora, caro Roberto, appunto, oltre ai trascorsi appunto in compagnia del Panevin, chi ci segue sa che noi solitamente facciamo capolino attorno a Carnevale, giusto? Sì, di solito ricompariamo in quel frangente, quindi siamo prossimi. Sì, la data è lunga, però insomma da metà febbraio si comincia a muovere, anzi scusa, che da metà febbraio? Da inizio febbraio cominceranno, mi pare le date siano attorno già al 2 di febbraio. Il primo weekend di febbraio, quindi ricompariremo per fare la sceneggiata mondiale a Vittorio, che mi pare sia il 2 marzo. Io non mi avventuro nelle date perché siccome... Io ammetto in diretta, ho studiato prima. Bravo. Perché se no allora alla fine cosa vengo a dire, le date che non le so, mi pare che sia il 2 marzo, dovrebbero confermarlo. Insomma. Ecco, quindi io devo ancora prendere mano col calendario del 2025, quindi è ancora un po' presto. Però possiamo dire che insomma ci saranno come al solito numerosissime sfilate dei carnevali di Marca e noi saremo protagonisti nostro malgrado a Vittorio Veneto con la grande sfilata. Certo, assolutamente sì. Poi quest'anno mi è venuta in mente un qualcosa per il vestito. Sì, secondo me potrebbe essere, visto l'effetto fuoco, potrebbe essere qualcosa legato al fuoco. Io accolgo con timore questa tua affermazione, ma da qui a Carnevale è lunga. Roberto, io ti ringrazio per essere passato a trovarci e a salutarci. Ovviamente buon anno anche a te e ci ritroviamo sui palchi di Carnevale di Marca. Certo, grazie, un saluto cordiale agli amici della Tenda TV e ci vediamo presto. Ciao a tutti. Grazie mille Roberto, torniamo con le immagini sul fuoco e queste sono veramente le ultime immagini, perché mentre la festa continua qui in quel dell'area Rossi a Ceneda di Vittorio Veneto, noi andiamo a chiudere questa nostra diretta tradizionale. Lo dicevo all'inizio appunto di questa nostra trasmissione, tranne diciamo gli anni del Covid, la Tenda TV non ha mai mancato l'appuntamento, le nostre telecamere si sono sempre accese la sera del 5 di gennaio per continuare a portare avanti la tradizione, e così abbiamo fatto anche quest'anno e vi ringraziamo perché in tanti ci avete seguito nel corso di questa diretta. Il mio grazie va ovviamente agli organizzatori di questo Panevin e quindi le mamme di Ceneda, il gruppo informale che nel corso dell'anno propone svariate iniziative. Sono un gruppo di genitori che appunto qualche anno fa hanno deciso di rimboccarsi le maniche e organizzare delle belle attività, delle belle iniziative per i loro figli, e questo ovviamente non può che essere non solo un bel esempio, ma appunto speriamo che possa essere da esempio, da sprone anche per altri gruppi in altre zone della città. E poi ovviamente la collaborazione dell'associazione MAI di Vittorio Veneto, di IEM e il patrocinio del comune di Vittorio Veneto. Quindi un grazie agli organizzatori. Un grazie a Davide Cagna che ha curato qui la logistica e l'audio della nostra diretta, di una parte della nostra diretta. Grazie a Michele Dalmagro che ha curato la regia invece di questa trasmissione.
buon anno da parte della Tenda TV, perché questa storicamente è una delle trasmissioni, una delle dirette che vanno ad aprire le trasmissioni dell'anno, quindi ancora un buon 2025 a tutti voi. Continuate a seguirci perché non mancheranno gli appuntamenti come al solito sul nostro canale. Ovviamente c'è chi ci segue in televisione, chi ci segue sulle smart TV, chi ci segue sui nostri social, sapete benissimo dove trovarci, ma continuate a seguirci. Grazie ancora a tutti voi per averci seguito, ancora qualche immagine del fuoco e poi il nostro saluto qui da Ceneda di Vittorio Veneto. Ciao!